Monte Urpinu, un luogo importantissimo della storia, della memoria di Cagliari e con essa della Sardegna. Vi faccio vedere alle vostre spalle la meraviglia che è possibile godere da questa strada panoramica sulla Città del Sole, su Cagliari, e in quel caso sullo stagno di Molentargius. Ebbene, nei giorni scorsi, secondo alcuni studiosi, al di là di questa stradina, una sorta di stradello di campagna aperto anticamente per la presenza di cave di pietra, è stato riconosciuto da due studiosi, due archeologi, l'archeologo Giovanni Ugas e l'archeologo Nicola Dessì, un cosiddetto nuraghe, vale a dire una costruzione che risale al 1300-1500 a.C. Secondo gli studiosi, quell'antico sito, il nuraghe, sarebbe stato poi surclassato con la costruzione di una grande batteria contraerea della Seconda Guerra Mondiale, quindi del 1943, ma ancora prima, nel lontano 1700, dai fortilizi che avrebbero dovuto impedire lo sbarco dal mare delle navi della Francia rivoluzionaria. La Sardegna è una terra di straordinarie memorie che vede nelle torri ciclopiche, i cosiddetti nuraghe o nuraghes, il simbolo, l'emblema della grande civiltà che ha dominato quest'isola, creando delle torri straordinarie. Ed eccole, le grandi pietre che secondo gli archeologi sarebbero il basamento di un muro nuragico antistante delle torri che sarebbero sorte in questo punto ed in quel punto esatto. Queste grandi pietre sarebbero state posizionate dalle sapienti mani degli uomini nella lontana preistoria ed effettivamente sono pietre di calcare, una roccia sedimentaria marina che su queste pietre presenta numerosissimi fossili, ma non troviamo dei fori da mina, dei fori degli esplosivi utilizzati solitamente nel 1700, e questo fa propendere per un'idea. Quasi certamente, secondo gli archeologi, questo grande muro, o chiamiamolo antemurale, era una costruzione che supera i 3000 anni di storia. Pietre grandi su pietre ancora più grandi, pietre enormi, ciclopiche, come quelle utilizzate per edificare dei grandi siti nuragici. In mezzo a queste pietre vi è del fango e i sardi generalmente chiamano queste tipologie di pietre muru a bullu, un termine particolare che approfondiremo. Mentre in questo punto troviamo però delle malte cementizie, del cemento utilizzato allorquando venne edificata nel lontano 1943 durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale quella costruzione lassù su queste pietre forse nuragiche. Questa pietra, questa roccia sorge su un altro zoccolo di roccia e laggiù sono presenti degli altri grandi massi sicuramente raccolti in zona nei millenni passati per costruire sulla cima di questa bellissima città che sarebbe poi sorta dopo per l'appunto il grande nuraghe che viene chiamato da oggi in poi nel corso del tempo e della storia il nuraghe di Monte Urpinu. È attesa in questi giorni la presenza in sopralluogo della soprintendenza archeologica per poter siglare o segnare la parola fine sulla probabile presenza, come già detto anche in questa occasione, di un imponente monumento nuragico che avrebbe dominato la baia e le lande deserte verso gli altri nuraghi, ad esempio di Capitana, il nuraghe Diana, quelli del Monte dei Sette Fratelli,
Dolianova, Settimo San Pietro, anche nella zona di Selargius. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi do l'arrivederci ad un prossimo approfondimento, nel dirvi che ho anche presentato un atto ufficiale, una interrogazione all'amministrazione comunale di Cagliari per chiedere la valorizzazione di questo sito, e vi svelo un segreto.